e mi hai preso con te. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Verrete con gioia alle fonti della salvezza, e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome. Il Signore è la mia salvezza, e con Lui non temo più, perché ho nel cuore la certezza, la salvezza è qui con me. Il Signore è la mia salvezza, La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano confesso a Dio Onnipotente e a voi oggi, celebrando la vittoria di Cristo molto peccato, la pensieri, parole, chiamati a morire al peccato per risolvere mia colpa, riconosciamoci bisognosi carità e la fede, supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, Dio Onnipotente, di pregare per me, celebrando la vittoria di Cristo molto peccato. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, mia colpa, riconosciamoci bisognosi, Signore, pietà, beata sempre Vergine Maria. Cristo, gli angeli, i santi e voi fratelli, Signore, pietà, di pregare per me, celebrando la vittoria di Cristo, Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, mia colpa, riconosciamoci bisognosi, Signore, pietà, beata sempre Vergine Maria. Cristo, gli angeli, i santi e voi, Signore, pietà, di pregare per me, celebrando la vittoria di Cristo. E pace di terra, gli uomini amati della nostra. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, lodiamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria e pietà. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio di geni amati della nostra. Noi ti lodiamo, agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, ti rendiamo grazie per la tua gloria. Tu che togli i peccati del Signore Dio, accogli la nostra Dio Padre, tu che siedi alla destra del Padre, Figlio, abbia pietà, perché tu soli Dio, agnello di Dio, tu solo l'Altissimo i peccati con lo Spirito Santo nella gloria Dio Padre, Signore Dio, accogli la nostra Dio Padre, tu che siedi alla destra del Padre, Figlio, perché tu soli agnello di Dio, tu solo l'Altissimo i peccati con lo Spirito Santo nella gloria Dio Padre, Signore Dio, accogli la nostra. Preghiamo. O Dio, tutte le creature sono in tuo potere e servono al tuo disegno di salvezza. Rendi salda la fede dei tuoi figli, perché nelle tempeste della vita
possano scorgere la tua presenza forte e amorevole. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Giobbe. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi ha chiuso tra due porte il mare, quando usciva impetuoso dal seno materno? Quando io lo vestivo di nubi e lo fasciavo di una nuvola oscura? Quando gli ho fissato un limite, gli ho messo chiavistello a due porte, dicendo: fin qui giungerai e non oltre, e qui si infrangerà l'orgoglio delle tue onde. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Coloro che scendevano in mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore e le sue meraviglie nel mare profondo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Egli parlò e scatenò un vento burrascoso che fece alzare le onde. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi, si sentivano venir meno nel pericolo. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Nell'angustia gridarono al Signore ed Egli li fece uscire dalle loro angosce. La tempesta fu ridotta al silenzio, tacquero le onde del mare. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Al vedere la bonaccia essi gioirono ed Egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per il suo amore, per le sue meraviglie a favore degli uomini. Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, l'amore del Cristo ci possiede e noi sappiamo bene che uno è morto per tutti, dunque tutti sono morti. Ed egli è morto per tutti, perché quelli che vivono non vivano più per se stessi, ma per colui che è morto e risorto per loro. Cosicché non guardiamo più nessuno alla maniera umana. Se anche abbiamo conosciuto Cristo alla maniera umana, ora non lo conosciamo più così. Tanto che se uno è in Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé,
così com'era nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: Taci, calmati. Il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Nella liturgia di oggi si narra l'episodio della tempesta sedata da Gesù. La barca su cui i discepoli attraversano il lago è assalita dal vento e dalle onde ed essi temono di affondare. Gesù è con loro sulla barca, eppure se ne sta a poppa sul cuscino a dormire. I discepoli, pieni di paura, gli urlano: Maestro, non ti importa che siamo perduti? E tante volte anche noi, assaliti dalle prove della vita, abbiamo gridato al Signore: perché resti in silenzio e non fai nulla per me? Soprattutto quando ci sembra di affondare, perché l'amore o il progetto nel quale avevamo riposto grandi speranze svanisce, o quando siamo in balia delle onde insistenti dell'ansia, oppure quando ci sentiamo sommersi dai problemi o persi in mezzo al mare della vita, senza rotta e senza porto, o ancora nei momenti in cui viene meno la forza di andare avanti perché manca il lavoro, oppure una diagnosi inaspettata ci fa temere per la salute nostra o di una persona cara. Sono tanti i momenti nei quali ci sentiamo in una tempesta, ci sentiamo quasi finiti. In queste situazioni e in tante altre, anche noi ci sentiamo soffocare dalla paura e come i discepoli rischiamo di perdere di vista la cosa più importante. Sulla barca, infatti, anche se dorme, Gesù c'è e condivide con i suoi tutto quello che sta succedendo. Il suo sonno, se da una parte ci stupisce, dall'altra ci mette alla prova. Il Signore è lì, presente, infatti attende, per così dire, che siamo noi a coinvolgerlo, a invocarlo, a metterlo al centro di quello che viviamo. Il suo sonno provoca noi a svegliarci, perché per essere discepoli di Gesù non basta credere che Dio c'è, che esiste, ma bisogna mettersi in gioco con Lui. Bisogna anche alzare la voce con Lui. Sentite questo, bisogna gridare a Lui. Abbiamo sentito anche nel Salmo che abbiamo ripetuto oggi. La preghiera tante volte è un grido: Signore, salvami. Oggi possiamo chiederci quali sono i venti che si abbattono sulla mia vita, quali sono le onde che ostacolano la mia navigazione e mettono in pericolo la mia vita spirituale, la mia vita di famiglia, la mia vita psichica pure. Diciamo tutto questo a Gesù, raccontiamoli tutto. Egli lo desidera, vuole che ci aggrappiamo a Lui per trovare riparo contro le onde anomale della vita. Il Vangelo racconta che i discepoli si avvicinarono a Gesù, lo svegliarono e gli parlano.
Ecco l'inizio della nostra fede, riconoscere che da soli non siamo in grado di stare a galla, che abbiamo bisogno di Gesù come i marinai delle stelle per trovare la rotta. La fede comincia dal credere che non bastiamo a noi stessi, dal sentirci bisognosi di Dio. Quando vinciamo la tentazione di rinchiuderci in noi stessi, quando superiamo la falsa religiosità che non vuole scomodare Dio, quando gridiamo a Lui e Egli può operare in noi meraviglie. È la forza mite e straordinaria della preghiera che opera miracoli. Gesù, pregato dai discepoli, calma il vento e le onde e pone loro una domanda che riguarda anche noi. Perché avete paura? Non avete ancora fede? I discepoli si erano fatti catturare dalla paura perché erano rimasti a fissare le onde più che a guardare a Gesù. E la paura ci porta a guardare le difficoltà, i problemi brutti, a non guardare il Signore che tante volte dorme. Anche per noi è così. Quante volte restiamo a fissare i problemi anziché andare dal Signore e gettare in Lui i nostri affanni? Quante volte lasciamo il Signore in un angolo, in fondo alla barca della vita, per svegliarlo solo nel momento del bisogno? Chiediamo oggi la grazia di una fede che non si stanca di cercare il Signore, di bussare alla porta del suo cuore. La Vergine Maria, che nella sua vita non ha mai smesso di confidare in Dio, ridesti in noi il bisogno vitale di affidarci a Lui ogni giorno. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto un uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Illuminati dalla parola di Dio proclamata, esercitiamo il nostro ufficio sacerdotale, intercedendo per la Chiesa e il mondo intero. Preghiamo insieme, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa, passi continuamente con Gesù dalla paura alla fede gioiosa, dalla morte alla vita, dalle tenebre alla luce. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i governanti delle nazioni, nelle tempeste della storia collaborino con il Signore perché trionfi la pace nel mondo. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per le vittime delle guerre e degli sconvolgimenti della natura, siano sostenute dalla certezza di essere nel cuore di Dio e dalla concreta solidarietà delle nostre comunità. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i marittimi, sperando nella parola del Signore, non si perdano d'animo nelle loro attività faticosa e usurante. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per noi che celebriamo l'Eucaristia, animati dallo Spirito Santo, non viviamo più per noi stessi, ma per Cristo, facendo dono di noi al Padre e ai fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Padre. O Padre tenerissimo, porto sospirato di ogni umanità, la parola La classe con Paolo Daline, governazioni temporia no, mondo. al Padre. Per le guerre con la nazione nel cuore e da soli delle nostre Scorre, ritirando del non sani, fatevamo che ci stimati santi scrive noi e a pregare. o passimo di rana, creda per nostro. Amen. Sei Dio dalla morità di vento. Sei dopo della morte, le preferite opere, preferire purimo, Dio con la volontà, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto, grazie, Signore, noi.
in acqua, cosa nostra di dare grazie sempre in ogni Dio onnipotente per noi. È veramente cosa buona e giusta. Opera da Lui come vero Pasquale e lottare dalla schiavitù della morte alla gloria di proclamare. Egli ci ha fatto la schiavitù del sacerdozio, cioè un popolo che Egli si è acquistato per ogni luogo i tuoi prodigi, o Padre, e dalle tenti allo splendido regale sacerdozio, gente e noi di alieni alle dominazioni. Cantiamo con voce incessante. Santo, Santo, Signore, diverso, Eli e Lara sono pieni. Una nella dei detto colui Signore, Osanna nello dei cieli. Se sai il tuo passo per meglio il Gesù nello Spirito Santo santifichi l'universo e continui a radunare il popolo che si deve in nome il sacramento. Ti preghiamo, consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato. Divento il Santo Figlio, il Signore nostro, Gesù Cristo, capo di celebrare. Egli nella notte in cui veniva resa il pane, con il predate, coerdice. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, grazie con la benedizione, lo diede ai suoi e bevetene tutti. Il calice del mio sangue, la nuova alleanza, versato per voi in remissione dei peccati, in memoria di me. Della fede annunciamo celebrando il memoriale della mirabile risurrezione nell'attesa della gloria. Ti offriamo questo sacrificio e ricorda immolata per la nostra
e a noi che ci corpo e del sangue del tuo Figlio, dona lo Spirito Santo. Diventiamo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito offerte perché possiamo ottenere il regno promesso con la Beata Maria Vergine, San Giuseppe, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi intercessori presso di te. Preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra azione doni pace intero. Ferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Riccardo, l'ordine presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi ai immortali. Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi, a i nostri fratelli, coloro che hanno lasciato questo mondo, che a noi di ritrovarci a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore, tuo Spirito, luce alla libertà, preghiamo. Padre, sei santificato il tuo nome, fatta la tua volontà in te. E rimetti come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbia la tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la prigione e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Re Gesù Cristo. Signore, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale secondo la tua volontà, che secoli dei secoli. La pace del Signore entra con voi, il dono della pace. Ecco l'agnello, Dio agli i peccati del mondo, beati l'invitata dell'agnello.
Santo 114. Notte di sudore, la barca in mezzo al mare, e mentre il cielo si imbianca già, tu guardi le tue reti, ma la voce che ti chiama un dimostrerà, e sulle rive d'ogni cuore ti getterai. Brilla la vita tua. E Maria ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore, sacerdote dell'umanità. Avanzavi nel silenzio fra lacrime ad esse suona il tuo, perché il grano biondeggia ormai, è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. Offri la vita tua come via ai piedi della croce, e sarai servo di ogni uomo, servo per amore dell'umanità.
rinnovati con i tuoi del tuo Figlio, fa vibrazione dei divini, città della redenzione, per Cristo Signore. E per chi volesse, ogni mattina iniziano la giornata con la arrivando qualche minuto prima, così vedete e qualche azione alle ore sa. Buone vacanze a coloro che partono, permette vicino Signore accanto ad ogni si fare la preghiera, magari solo per il della vita ricevuta. Domenica alle ore 18 presso la casa degli Stimattini, di canti popolari delle varie regioni dell'Africa, raccolta fondi in Tanzania, padre Giuliano. Eseguirà i canti il coro Rose di Mil di Montenas. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre e Spirito Santo. La messa è finita. Andate in pace. Abio Virgine saludi, come l'agno lance io, abio plene ogni grazie, il morale con voi. Daimi un'eccialade con quel voi o gran Maria Immacolate, o colombe dal Signore, viene calme ma tutti viagnul dal Signore. A Vergine divine, vosse spiele plui di lore, faiti d'ogni occhiale mari, con io luce io lo bussi il ninin, io luciali, io luto, io lo si Eccoci qua, buongiorno. Innanzitutto buongiorno
a tutti quanti, giusto perché qualcuno insinua che questo canale sia solo un computer, e così siamo qui a confermare che siamo fatti di carne anche noi. Eccoti, siamo normalissimi operai, artigiani, collaboratori, che per missione abbiamo aperto e ogni mattina puntuali alle 6:30 trasmettiamo per tutti voi. Bene, vi ricordo solo una cosa: anche questa sera verso le ore 22 ci collegheremo con Medjugorje, la collina delle apparizioni, mi sembra sia il 7° giorno della novena alla Madonna di Medjugorje, la regina della pace, giusto per ricordarvelo. Del resto vi ringrazio solo, siete in tantissimi, siamo in tantissimi, e credo che sia una cosa meravigliosa. Ecco, vi presento lo studiolo che abbiamo ricavato nella mansarda, c'è anche un condizionatore nonostante i 35 gradi. Eccoci qua. Qui siamo, questa è la nostra piccola regia. Abbiamo il computer per il montaggio video, uno chiuso che per gli audio, e questa è la regia principale. Ecco, siamo collegati in tempo reale con Assisi, la Basilica di San Francesco. Vi ringrazio, una preghiera a tutti, un abbraccio e a presto con delle novità per settembre. Credo che avremo un paio di rubriche in diretta, una volta alla settimana, può anche bastare, che sennò stavolta si schiatta. Un abbraccio e una preghiera a tutti. Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao a tutti, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano. Il Vangelo del giorno, domenica 23 giugno, San Lanfranco. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, tutte le creature sono in tuo potere e servono al tuo disegno di salvezza. Rendi salda la fede dei tuoi figli, perché nelle tempeste della vita possano sorgere alla tua presenza forte e amorevole, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel giorno, venuta la sera, Gesù disse ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. E congedata la folla, lo presero con sé, così com'era, nella barca. C'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore e si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù è stato un grande camminatore, ha attraversato valli e montagne e villaggi e deserti, ma a un certo punto dice ai suoi discepoli: passiamo all'altra riva. È arrivato il tempo di attraversare il lago. A me pare che questo sia un momento decisivo di cambiamento. Fino a quando si cammina sulla terraferma ci si sente al sicuro. Naturalmente ci sono le difficoltà anche quando si cammina con i piedi per terra, però c'è sempre il sottofondo di una sicurezza. È un po' come quando viviamo le nostre giornate, senza grandi cambiamenti. Sì, è vero che ogni giorno facciamo qualche cosa di nuovo, ma più o meno ci sentiamo al sicuro perché ci muoviamo dentro alla solita routine quotidiana. Ma a volte nella vita arriva il momento di fare alcuni cambiamenti importanti, come cambiare casa, cambiare lavoro o interrompere
una relazione che non sta portando da nessuna parte. Sì, insomma, ci sono alcuni cambiamenti che ci disorientano, che cambiano la prospettiva alla nostra vita, che ci fanno sentire che non abbiamo più la terra sotto i piedi. Ed ecco che Gesù ci dice: passiamo all'altra riva. Intraprendi questo viaggio in mezzo alle tempeste della vita, in mezzo agli sconvolgimenti che a volte possono anche portare a perdere la fede, a perdere la speranza, a farti sentire perduto. Ecco, Gesù oggi ci domanda: perché avete paura? Non avete ancora fede? E con questa domanda non ci vuole rimproverare, ci vuole semplicemente ricordare che non dobbiamo avere paura, perché Lui è con noi. Non avere paura, perché il fondamento della tua vita non sta nella terra che hai sotto i piedi, ma in Gesù, che è la roccia della nostra salvezza. Fondiamo dunque la nostra speranza non sulle certezze del mondo, che prima o poi sono destinate a tradirci, ma sull'amore misericordioso di Gesù, che non viene mai meno. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E vi ringrazio per questo tempo che abbiamo passato insieme nell'ascolto della parola di Dio e vi auguro di cuore una santa domenica. Ciao ciao e abbi cura di te. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Francesco, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo per tutte le vostre intenzioni.
Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù il Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. La risurrezione di Gesù ci offre nuovamente il dono della vita, quello della vita eterna. La nostra speranza è nuovamente illuminata. In questo tempo, carico di sfide, il Signore è risorto, ci doni di porre i segni di una umanità e di un mondo rinnovati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Come credenti in Cristo risorto, teniamo lo sguardo fisso verso il cielo, verso le realtà eterne che Gesù ci ha donato con la sua morte e la sua risurrezione. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel cenacolo. Pietro disse: questo Gesù, Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Il dono dello Spirito Santo ci permette di continuare l'opera di Gesù nel mondo, portando ai fratelli l'amore di Dio e vivendo protesi verso il compimento definitivo del regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La gloria di Maria è il frutto della redenzione operata da Gesù. Per noi è di grande consolazione sapere che in cielo intercede per noi presso il Figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, Regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Siamo chiamati anche noi a far parte della schiera dei santi che fanno da corona alla gloria di Cristo, insieme a Maria, Madre di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, Nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsu dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Nella sera della mia vita, aiutami, Maria, a ringraziare il Signore per tutto il bene che Lui ha operato in me. Con te voglio cantare il mio Magnificat. Donami la certezza che tutte le mie colpe sono perdonate e che la mia sofferenza di oggi, la mia solitudine, la coscienza dei miei limiti possono portare frutto. Aiutami ad amare quanti mi circondano con comprensione e indulgenza. Insegnami ad accettare il mondo così com'è e i giorni così come sono. Aiutami ancora nei limiti delle mie forze a rendere servizio e, se ciò non è possibile, a donare agli altri un sorriso di riconoscenza, di fiducia e di incoraggiamento. Preservami dalla tristezza, dalla noia e dal cattivo umore. Preservami anche dai rimpianti inutili, dai ricordi che mi turbano, dall'angoscia del dubbio. Dammi la certezza, Maria, che la mia vita ha pur sempre un senso. Ottienimi la fiducia incrollabile di sapere che il Signore mi attende come il padre del figlio il prodigo, per accogliermi, stringermi sul suo cuore e farmi entrare nella gioia senza fine. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, Santa Bernadetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. O Vergine Maria, Regina del cielo, a Lourdes ritorna il popolo fedele. Ave, Ave, Ave.
Ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, in questo tempo di grazia vi invito alla preghiera col cuore. Figliuoli, create i gruppi di preghiera nei quali vi esorterete al bene e crescerete nella gioia. Figliuoli, siete ancora lontani, perciò convertitevi sempre di nuovo e scegliete la via della santità e della speranza, affinché Dio vi doni la pace in abbondanza. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nella tarda ora del pomeriggio, prima che scendesse la sera, Gesù ordinò ai suoi apostoli di passare all'altra riva del mare di Galilea. I discepoli si presero subito cura di Gesù e per sottrarlo alla folla che non gli dava un attimo di riposo, lo portarono con loro sulla barca. Mentre i rematori si accingevano a prendere il largo, si scatenò una furiosa tempesta che faceva prevedere il peggio. Tempeste del genere non sono rare in quel lago. L'Evangelista lo chiama mare per il fatto che gli ebrei chiamavano mare qualsiasi distesa di acqua di una certa dimensione. Nella barca vi erano esperti pescatori. Nonostante la loro destrezza nel navigare, essi si videro inevitabilmente perduti e non riuscivano a spiegarsi il motivo per cui Gesù rimanesse sulla poppa della barca a dormire tranquillamente. Presi dalla disperazione, essi scossero Gesù rimproverandolo di non darsi alcun pensiero di loro, di non fare nulla per sottrarli a un sicuro naufragio. Essi dissero: Maestro, non ti importa che